Buonasera! Buonasera a tutti, dopo una gran fatica, ma veramente gran fatica, siamo arrivati finalmente al nuraghe Lugherras di Pauli Latino, provincia di Oristano. Ci troviamo praticamente su un'altura attorno a 320-330 metri, siamo alla luce del tramonto, quindi in un momento particolarmente suggestivo della giornata, e siamo pronti e prontissimi ad esplorare assieme a voi questo nuraghe Lugherras! Cari amici, ci stiamo avvicinando a questa stupenda creatura, chiamiamola così stavolta. Si tratta di un nuraghe polilobato, quindi con diversi lobi. Siamo a circa 330 metri sul livello del mare e come datazione andiamo circa dal 1600 al 1150 a.C., infatti la parte centrale, la torre centrale, quella meno recente, è stata appunto datata all'incirca 1600 a.C., poi abbiamo la parte più esterna datata 1150 a.C. E sostanzialmente esiste un bastione, è stato fatto come ultima struttura un bastione, che include un cortile interno, per cui adesso noi entriamo, vedremo prima il cortile interno e poi dopo accederemo alla camera principale. Pronti? Seguiteci! Eccoci qui, siamo all'interno del cortile che dà sostanzialmente accesso alla camera centrale, dà accesso ad un qualcosa che come nostra regola scopriremo assieme e dà accesso anche alle torri che conferiscono questa caratteristica di polilobato. Quindi abbiamo una primissima torre che, come potete vedere, ha due accessi, uno a sinistra e l'altro a destra, ma quello che attira subito la nostra attenzione è questa scalinata, per cui direi di non perdere tempo, proviamo ad andare a vedere dove ci porta. Usciamo e ci addentriamo nella camera principale. È molto, ma molto buio, per cui attendiamo un attimino affinché i nostri occhi si abituino a questa luce. Incontriamo una nicchia qui sulla destra e poi, facendo attenzione, entriamo nella camera principale. Abbiamo
una Tolos che è perfettamente chiusa. Sulla destra una nicchia abbastanza alta. Dove sto puntando, in teoria in altri nuraghe si trova una nicchia centrale, ma qui non è presente. E poi troviamo una nicchia laterale, anche questa di una certa altezza. Ora proviamo a vedere che cosa ci riserva questo ingresso sulla sinistra. Sembra una scala che porta verso l'alto, ma è molto 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 ripida. Proviamo a salire? Proviamo a salire. Lasciamo qua gli appunti perché tanto è meglio avere le mani libere. Lo spettacolo è ancora una volta stupendo. Possiamo godere di questi colori verdi accesi dalla luce di questo tramonto. Ancora qualche gradino per poter arrivare al limite superiore di questa piccola camera che è soprastante la camera centrale, e da qui si può vedere l'andamento di tutta la struttura del nuraghe, che appunto scende molto dolcemente verso valle. Eccoci, abbiamo terminato questa magnifica visita a questo incredibile nuraghe Luguerras. Mi raccomando, venite a visitarlo perché ne vale veramente la pena. Non veniteci in macchina perché abbiamo fatto una gran fatica ad arrivarci, però ve lo consigliamo vivamente. Esatto, quindi dotatevi di tutto quello che vi serve per farvi una bella camminata di 20-30 minuti all'incirca, ma ne vale veramente la pena. Che dire, al prossimo appuntamento, seguiteci, iscrivetevi ai nostri social YouTube, Facebook e Instagram, e come vi avevo detto, venite a visitare il nuraghe Luguerras.